Quella di via Turazza a Padova è una moschea abusiva, a certificarlo il sopralluogo dei tecnici comunali in quello che è dichiarato un centro islamico, non un luogo di culto. Nell'ingresso principale, si legge infatti nel verbale, è ben visibile un cartello con dicitura moschea in lingua araba. Proseguendo si accede in un ex negozio, ora un unico locale, con pavimentazioni in moquette e arredi quali scaffali per scarpe, libreria con opuscoli, armadi, bacheche con vari avvisi, tutti in arabo, e tuniche. Il centro islamico di via Turazza era stato aperto 13 anni fa e aveva fin da subito suscitato critiche da parte dei residenti. Quest'estate anche l'eurodeputata leghista, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, aveva manifestato, insieme agli esponenti locali della Lega, davanti al luogo di culto per chiedere al sindaco Giordani di chiuderla. Per anni famiglie intere hanno vissuto sotto assedio, minacce, intimidazioni, schiamazzi a ogni ora, bambini senza sonno, quartieri ostaggio dell'illegalità. Noi della Lega, insieme alla consigliera Mosco, abbiamo rotto quel muro, la mia presenza costante a Padova, incontri con i residenti, pressioni sul sindaco e confronto con il prefetto. A luglio la diffida al sindaco: o chiudi la moschea o parte l'esposto. Oggi i sopralluoghi parlano chiaro, quell'edificio è abusivo. Adesso il sindaco si assuma le sue responsabilità e la chiuda subito. Con un comunicato risponde l'amministrazione, che sottolinea come la legge regionale definita antimoschea renda difficile l'apertura di luoghi di culto in zone urbane della città. L'assessore Antonio Bressa sottolinea che contestualmente alle azioni per riportare la legalità e assicurare il rispetto della legge sono stati contattati i rappresentanti delle comunità islamiche per governare un fenomeno che esiste, si legge nella nota, verso l'obiettivo dell'integrazione e del dialogo in un contesto di legalità e sicurezza.